Consorzio di Bonifica Veronese si impegna ancora di più di prima. Ovviamente rispetto a queste bombe d'acqua è quasi impossibile riuscire a provvedere. I punti deboli però, se noi dobbiamo rilevarli, sono i fossati interpoderali che non sono manutentati come dovrebbero essere manutentati e i terreni che sono talmente imbibiti d'acqua che non riescono più ad assorbire il benché minimo apporto d'acqua atmosferico. Quindi il consorzio si sta attivando il più possibile per cercare di tenere puliti i fossati consortili, ma viene da dire che di fronte a elementi atmosferici di questo tipo siamo costantemente in pericolo di allagamento. Quali potrebbero essere le soluzioni? Le soluzioni sono quelle di avere un'attenzione maggiore riguardo le pulizie dei canali interpoderali. Non c'è altro da dire, perché ci rendiamo conto che l'antropizzazione che è invadente sul nostro territorio e il cambio climatico delle stagioni porta a dover avere un'attenzione particolare a quelli che sono i fossati privati e la gestione complessiva dal punto di vista idraulico del territorio.